Antonio Di Pietro, buongiorno, Presidente onorario dell'Italia dei Valori. Grazie. L'altro giorno su Dell'Utri... Siamo presenti anche noi. Presente anche Di Pietro. All'appello e alla competizione elettorale europea. Onorariamente, perché non ho capito perché lei è Presidente onorario, però poi me lo spiega. Perché ho ceduto tutto il potere agli fatto altri. rottamare. Ho fatto quel che deve fare qualsiasi persona dopo 20 anni che fa politica. Senta, l'altro giorno su Dell'Utri lei ha avuto parole di fuoco, grave che si sia reso irreperibile. Insomma, E voglio oggi dire, che invece si è reso malato? oggi È malato, sta ricoverato in ospedale, ecco, che mi dice? distinguiamo le due cose. Io non sono a conoscenza della salute di Dell'Utri, ma non lo metto in dubbio che, voglio dire, dei problemi di salute ce l'ha e quindi è giusto che venga curato e quant'altro. Così come poteva essere curato lì, poteva essere curato qui. Quindi l'idea che se ne sia andati in Libano, perché lì ci stanno gli ospedali cardiaci meglio dell'Italia, mi lascia perplesso. In realtà penso che sia andato lì appunto in previsione di quel che doveva accadere fra qualche giorno, quel che adesso è stato rinviato. Il problema è e resta un altro, e cioè vale a dire, la legge, una volta che si deve applicare, perché c'è una sentenza passata in giudicato e la Cassazione deve decidere, non ti puoi organizzare per scappare, perché questo ha fatto. Piaccia o non piaccia, dopodiché per l'amore di Dio adesso seguiremo, vedremo cosa ma diciamo ai cittadini che adesso lì, prima di riportarlo qui, bisogna che traducono in arabo qualche centinaia di migliaia in francese, non c'è bisogno dell'arabo, se ne è capace. Se io fossi stato a casa questa mattina me ne sarei uscito dicendo che non avevo capito niente, quindi mi dispiace. Parliamo malissimo. Mi dispiace, non ho capito nulla. Faccio una breve sintesi di quel che è stato detto. Quindi si sarebbe rimesso a dormire? Io sarei uscito di casa e sarei andato a lavorare invece che a chiacchierare, perché credo che quel che abbiamo fatto oggi sia stata molta chiacchiera, se vuol sapere cosa penso esattamente. Tanto per chiarire. E poi? I temi che mi pare siano stati affrontati siano pareggio di bilancio sì, pareggio di bilancio no. A me, la mia sorella Concetta ha detto sempre che bisogna che i bilanci siano a pari, quantomeno a pari, e quindi ognuno si debba impegnare affinché questo avvenga. Dopodiché, in che tempo debba avvenire, come deve avvenire, a spese di chi, e questo è il tema. E io credo che mai, come in questo momento, le spese orizzontali da tagliare non va bene, ma ci sono moltissime spese, le ha detto proprio prima lui, ci sono moltissime spese che si possono fare. Quindi io apprezzo il tentativo di Renzi laddove egli sta cercando di individuare dove tagliare le spese, primo. Seconda questione. Aspetti, un piccolo inciso. Per esempio oggi sui giornali si parla anche dell'ipotesi di tagliare gli stipendi dei magistrati. In Italia i magistrati guadagnano tanto. In Italia i magistrati guadagnano tanto, tutto è relativo, certamente hanno uno stipendio dignitoso, certamente rispetto all'operaio ne guadagnano di più. Adesso, quanto deve guadagnare un magistrato? Ancora una volta, il magistrato che appena arriva guadagna poco, come un qualsiasi funzionario impiegato di Stato. Certo che quello in corte di Cassazione ne guadagna molto di più. Personalmente io non sono contrario al fatto che tutti quanti quelli che prendono stipendio oltre il minimo debbano fare qualche sacrificio. Quindi sono assolutamente, non faccio assolutamente difesa di ufficio di nessuno. Detto questo però, torno a ripetere, ce ne sono una marea di sprechi, ma una marea di sprechi che si fa finta di non vedere. Io personalmente avrei dato il buon esempio tagliando a metà i deputati, che non c'è bisogno di 630. Vabbè, sono stati tagliati direttamente il Senato. No, il Senato, abbia pazienza, quella è un'altra storia, le riforme. Per esempio, ma io ritengo giusto quello che sta tentando di fare Renzi per ridurre le spese dei grandi manager, io lo ritengo giusto. Il buon esempio bisogna dare. L'altra questione che riguarda, ma per far quadrare i conti li devo far quadrare a tutti i costi e nei tempi ristrettissimi che mi ha detto la signora Merkel? Io ritengo di no, perché abbiamo, se andate a vedere, abbiamo delle necessità, per cui io
posso pure farli quadrare in un anno in più, se nello stesso tempo do un po' di soldi in più alle imprese e questo mi permette di rilanciare l'economia. È esattamente quello che è successo ieri, però, quello di cui abbiamo parlato. Io sto dicendo, lei mi ha chiesto, lei che sta a casa, sta facendo la ricapitolazione, io abbia pazienza, sto facendo un regalo per cercare di far capire a mia sorella che abbiamo detto oggi. Lei sta facendo sostanzialmente il mio lavoro. Lei sta facendo benissimo. Abbia pazienza. Giustissimo. E quindi faccio il suo lavoro, la prossima visto mai che manda a casa lei la prossima volta. La prossima volta ne ha mandati a casa pochi lei. Vabbè. No, io ne ho mandati a casa, andavano tutti in un'altra casa e se stava meglio. Tanto per capire. Va bene. La cosa per esempio che oggi abbiamo detto un po' sfumata, che il governo avrebbe scritto una lettera all'Unione Europea, alla Commissione Europea, in cui gli diceva ti pagherò dopo, la Commissione Europea va bene, in realtà il governo ha detto avrei bisogno di avere più tempo, la Commissione Europea ha risposto prendo atto. L'ha letta la lettera, l'ha vista? Prendo atto, atto, traduco in italiano, io non sono inglese ma traduco in italiano, prendo atto, cosa vuol dire? C'è la campagna elettorale, ne parliamo dopo. Faccio vedere una cosa però, parliamo le cose come per favore invece gli scontri col Movimento 5 Stelle. Dopodiché io personalmente con riferimento e chiudo il discorso perché poi con riferimento alle battaglie che si sta facendo, immigrazione sì, immigrazione no, euro sì, euro no, io sono convinto che il problema non è che in Italia si chiama euro o lira la moneta che abbiamo, ma che vale e che cosa ci facciamo? Pagare il caffè 1500 lire o 80 centesimi è sempre quello, qual è il valore dello stipendio che prendiamo? Quindi è una truffa bella e buona raccontare che dobbiamo togliere l'euro, così come è una truffa bella e buona dire che non dobbiamo far entrare. E questa storia, adesso al di là di Grasso che perde la pazienza, ieri era una giornata nervosa, forse lo sarà anche oggi, questa storia del voto di scambio politico-mafioso lei come la valuta? I grillini dicono troppo poco, da magistrato adesso. Mi faccia parlare da magistrato. Sì, stavolta faccio... Per l'amore di Dio, se io avessi potuto scriverlo io, avrei cercato... Poi le chiedevo anche di Pietro Operaio, di Pietro Contadino. Se avessi potuto scriverlo io, o votarlo io, l'avrei votato senza quelle modifiche che sono state apportate ieri. Ma dire che quella norma sia una norma sbagliata che hanno fatto mi pare che sia una cosa ingiusta e ingiustificata. Da magistrato, torno a ripetere, prima il 416 ter, perché di questo stiamo parlando, cioè il voto di scambio, era possibile semplicemente sempre quando ci fosse del denaro in cambio. Adesso c'è qualsiasi altra autorità, non solo data ma anche promessa, quindi un passo avanti si è fatto. Prima la pena non c'era da 4 a 10 anni come c'è adesso, è vero che nella formulazione che avevano previsto l'avevano previsto fino a 12 anni, ma da 4 a 10 anni non è uno scherzo ed è una pena che comunque se non vai al minimo e che sei recidivo puoi arrivare fino a 10 anni e non mi pare poco, e il principio di gradualità delle pene deve essere rispettato, perché una cosa è dare una coltellata a uno, una cosa è mandarla all'altro paese, mi pare che ci sia una bella differenza. Terzo, prevedere la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione come una fattispecie di reato ex se, vuol dire individuare, fare un'affermazione dove ci sta tutto dentro e il contrario di tutto, in soldoni. Questa norma, se si lasciava con delle pene anche più gravi mi andava meglio, se si poteva lasciare anche, se si poteva lasciare anche così come era formulata mi andava bene, ma oggi è stato fatto un passo avanti importantissimo e questo passo avanti non va schernito né va utilizzato in forma elettorale dicendo che non è stato fatto niente. Benedetto il Signore, meglio che ci sia questa norma che quella di prima, 416 ter, che in 10 anni non è mai stata usata perché ma voi l'avete mai visto? Ma voi l'avete mai visto un mafioso d'alto livello che vuole i soldi in cambio del voto, ma quello vuole tutto un sistema che deve funzionare in un altro modo, quello mica c'ha bisogno di soldi, quelli soldi ce li ha, non è che li vuole, quello vuole il controllo del territorio, quello vuole il politico che risponda ai suoi interessi, quello vuole il politico che mette il timbro e la marchetta dove che gli serve, capisci a me? È stato bravo. E Di Pietro ha spiegato benissimo. Per esempio quella del voto di scambio politico-mafioso su cui votano PD e Forza Italia insieme, racconta questo, racconta l'asse PD e Forza Italia che è per il voto di scambio politico-mafioso, ma soprattutto è per le riforme.
C'è Berlusconi diciamo, ai servizi sociali. Sono due cose completamente diverse. No. Però l'asse è quello. PD, Forza Italia votano insieme e faranno le riforme, per esempio, del Senato, per esempio del sistema elettorale, prima o poi. Lei questo dal punto di vista politico come lo valuta? Andiamo con ordine. Con riferimento al voto di scambio, questo telefilm è venuto fuori perché Berlusconi è andato a trovare il Presidente della Repubblica, perché Berlusconi è andato a trovare il Presidente del Consiglio. Allora si è cominciato a fare questo telefilm per dire benedetto il Signore, hanno abbassato, lei dice per permettere eccetera eccetera. Io invece dico questo, oggi come oggi avevamo un 416 ter che non aveva prodotto alcunché. Questa norma, così come formulata, a cominciare da queste elezioni, può produrre un risultato positivo. Allora bisogna innanzitutto dare atto e portiamo a casa un risultato comunque positivo. Per quanto riguarda la vicenda Berlusconi, io personalmente apprezzo quel che hanno fatto i magistrati di sorveglianza, perché gli si è tolto la possibilità di dire che era vittima, che non poteva fare campagna elettorale, che non poteva fare niente. La legge dice che non si può candidare, dopodiché può parlare e quindi, grazie a Dio, perde da solo senza bisogno che incolpano poi i magistrati. Ma le sembra una cosa di buon senso, quindi? A me sembra una soluzione di buon senso. Ma per colpire Berlusconi o di buon senso? No, per colpire Berlusconi. A me sembra una soluzione di buon senso perché abbiamo a che fare con due esigenze obiettive. Uno, abbiamo a che fare con un signore che è stato condannato con sentenza penale, passato in giudicato e deve scontare la pena, in uno dei modi previsti per gli ultrasettantenni, e lo prevede la legge. Sì. Nell'altra dobbiamo fare in modo che ci sia una campagna elettorale in cui ci sono anche milioni di cittadini che si riconoscono in quella politica e quindi hanno bisogno di sentire la sua voce. Io che sono contro quella politica, faccio parte del Partito Italia dei Valori, vorrei confrontarmi politicamente con l'onorevole Repeste piuttosto che sentirmi dire no, tu non fai parlare chi rappresenta il mio partito, eccetera, eccetera. Per cui sotto questo aspetto il magistrato ha preso una decisione di buon senso che io rispetto. Benissimo. Comunque signor sì. Da magistrato o da giornalista? Da giornalista. No, da autorità garante delle comunicazioni. Siccome sono state depositate simboli e liste ieri, e siccome c'è la pubblicità subliminale, dire ai cittadini che ci ascoltano che le percentuali di quei partiti, intanto si fa sapere loro che quei partiti sono presenti alle elezioni europee. L'Italia dei Valori, che pure è presente alle elezioni europee, se tu non ce lo metti, mettici pure 0, 05, 09, ma è un messaggio subliminale, capisci a me? Mi fate vedere paghi il caffè, per favore. Il cartello successivo e dentro c'è. Paghi il caffè. IDV. Forse potevamo non vederlo perché ha lo 0,6%. No, ma non interessa. No, forse non ci siamo capiti. Forse non ci siamo capiti. Avrà sempre lo 0,6% se non ne parli mai. No. E che cavolo? Ma è già aumentato. Lei sta qua apposta. È già aumentato però, più 0,1. Perché ho parlato io stamattina. Va bene, allora intanto